Campana Felix, stasera ha il piacere di intervistare un grande artista, una persona che ha calcato veramente dei grandi palchi. Stasera sta a Mondragone, ma solo per un affetto, perché il suo territorio, la sua gente non lo può mai dimenticare. Ecco perché lui rivisita e sta sempre qui con noi. Buonasera, niente, io sono qui stasera, dovevamo stare il 16 di agosto, poi è successo quello che voi sapete, quel povero ragazzo che io veramente gli sto vicino alla famiglia con tanto affetto, e è stata rimandata stasera che è l'8 settembre. Mi auguro di avere tanta gente come se fosse il 16 di agosto, perché il 16 di agosto secondo me qua la piazza era troppo piccola. E niente, sono qui perché voi pubblico, voi gente, voi che siete amanti della canzone mi volete da tanti anni, perché non sono 10, 20 e 30 anni, ma sono 50 anni più che io faccio questo lavoro. Chiaramente i tempi cambiano, noi siamo per i giovani, perché il mondo è dei giovani, come ben sapete il Papa precedente e questo qua si accostano molto ai giovani, perché i giovani fanno il mondo, non gli anziani. Noi siamo gente che abbiamo fatto la nostra storia, però praticamente quando ci si rivolge ai giovani significa che hai un pizzico di intelligenza in più, perché questa sera qui io mi auguro di vedere tanti giovani a vedere questo spettacolo, perché è uno spettacolo molto moderno, addirittura futuristico. Facciamo delle canzoni classiche però con degli arrangiamenti molto moderni. E che devo dire, faccio questo spettacolo dal 2010 perché è uno spettacolo molto bello, stiamo girando tutto il mondo e il pubblico sta dicendo sì, e mi auguro che stasera faremo anche una grande e bella figura qui a Mondragone. Un'ultima battuta, lei ha attraversato 50 anni di storia della canzone napoletana, non è una passeggiata, diciamo, è un tratto di una vita, collaborazioni con Mario Abbate, con tanti grandi. Si racconta, non so se è vero, me lo può confermare lei, che praticamente Mario Merola ha debuttato per i suoi 10 minuti di ritardo. È vero questo aneddoto? Sì. Mario Merola, praticamente io dovevo cantare a una festa, diciamo così, vicino alla ferrovia, e praticamente feci tardo, e questo Mario si trovava lì, e per coprire il vuoto di scena salì Mario Merola sul palco, e io sono contento che da quel momento lì è nato questo grande mito, questo grande Mario Merola, eccetera. Al di là di questo, io ho avuto il piacere di conoscere tutti i grandi uomini dopo il 50, incominciando dal maestro Giuseppe Cioffi a Gigi Pisano, a Rendine, Mazzocco, addirittura Papaccio, che era praticamente il suocero di Furio Rendine. E che cosa dire, i grandi maestri come Giuseppe Anepeto, come Luigi Vinci, come Carlo Esposito, eccetera. Insomma, ho avuto una bella carriera e ringrazio il Signore per le belle canzoni, per le persone che mi hanno seguito e per i grandi successi che tengo nella storia della canzone napoletana. Ultima battuta, nel 61 è andato a casa di Totò per chiedergli il permesso di cantare Malafemmina. Sì, perché io dovevo cantare alla festa della sanità e cantai, poi il giorno dopo dovevo cantare Tullio Pane, e questo Tullio Pane non arrivò perché aveva il mal di gola, era rauco, e il grande presidente che si chiamava Luigi Campoluongo, era il presidente della festa, venne a casa mia a Via Manzoni quando io abitavo a Napoli e disse: Mario, tu devi venire stasera, dobbiamo coprire questo vuoto perché ci manca Tullio Pane. E io gli dissi: guardi, io già sono stato ieri sera, ho fatto un bel successo, non voglio ripetermi. E lui mi disse: non ti preoccupare, tu devi venire, però dopo qualunque cosa mi chiedi e nelle mie possibilità io ti accontento. E così seppi quella sera che lui doveva andare il giorno dopo a casa di Totò a Roma a prenderlo per portare a Napoli, perché era ospite a questa manifestazione. E io da ragazzo intelligente dissi: la cosa che voglio io è che mi devi portare a casa di Totò. E così io conobbi Totò a casa sua, che rimasi sorpreso perché pensavo che questo grande uomo era anche allegro nella sua vita privata, ma lui era un uomo tristissimo, perché non era un uomo che
come nel film che ti fa ridere, no, era un uomo molto serio, molto positivo, eccetera. E questo Cambolonco disse: questo è un ragazzo che sta incominciando, ha vinto il Festival di Napoli con la canzone Mare Verde. Dice: ma tu sai che ci fatta la canzone Mala Femmina? E io gli dissi: io la canto sempre, a me la sentino poco, e così insomma gliela cantai, e lui mi disse: ah, tiene una bella voce, vicino a zio Luigi Cambolonco, Gigi, questo veramente fa carriera, tiene una bella voce. E io ho avuto il piacere di conoscere anche Totò, come stiamo io e lei adesso vicini, insomma. Quanto manca che la festa del Monacone, che era veramente un luogo dove si ospitavano i grandi della canzone italiana e napoletana? Perché io la prima volta che andai a cantare alla festa della sanità mi ricordo che c'era Angelo Giacomazzi che mi accompagnava, che era un milanese verace, e io cantavo una canzone che si chiamava Ricamatrici, che aveva uno stornello, e quando io ho finito questo stornello lui pensava che fosse finita la canzone, e io gli dissi: maestro, dobbiamo proseguire. E lui mi ha detto, poi alla fine ha detto: ma io talmente degli applausi non ho capito più niente, mi sono sentito veramente stordito. E questa festa del Monacone era veramente una festa che faceva tremare tutti quanti. Mi ricordo che Nino Taranto doveva presentarsi, e lo stava presentando Pippo Baudo, e lui giù, diciamo così, vicino alla scaletta per poi salire sul palco, gli tremavano le gambe, e io gli dissi: ma come, voi siete un grande artista, non mettete paura di salire sul palco? E lui mi disse: ricordati una cosa, se tu sai che sei artista non sei artista, ma se non sei artista e sai che sei artista è una cosa molto diversa. Se tu sei convinto di essere un artista non sei nessuno, perché l'artista non deve sapere che è un grande artista. Era un gioco di parole, però è così, perché tutti i veri artisti non lo sanno di essere così grandi, perché sennò sarebbe la fine.